Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it. In apertura alla cronaca. Un pescatore di 70 anni è stato salvato nel primo pomeriggio di oggi a Vizzola Ticino dopo che era caduto in un canale industriale. L'uomo, recuperato dall'acqua in arresto cardiocircolatorio, è stato rianimato e trasportato in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese. Gravi le condizioni del 70enne, residente in zona, è ancora in pericolo di vita. Il pronto soccorso di Varese è in difficoltà. Diverse le segnalazioni giunte in redazione negli ultimi giorni: sovraffollamento, lunghe attese, inadeguatezza e carenza di barelle, alcuni dei problemi emersi. Il particolare nel servizio. Sovraffollamento, lunghe attese e poche barelle. Il pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese è in affanno. Negli ultimi giorni sono giunte alla redazione della Prealpina diverse segnalazioni da parte di lettori che hanno accompagnato al pronto soccorso i propri parenti. Periodi di osservazione di quasi 80 ore, corridoi trasformati in un vero e proprio reparto, barelle inadeguate o mancanti. Queste le principali denunce. Il problema delle barelle è quasi ciclico. Succede che le ambulanze, la racconto a Prealpina di un addetto ai lavori, arrivino al pronto soccorso, scarichino il paziente sulla barella dell'ambulanza e che poi la persona bisognosa di cure rimanga per ore in attesa sulla stessa barella. Ciò comporta l'impossibilità dell'ambulanza di ripartire per eventuali altri servizi di emergenza finché il paziente non viene spostato su un lettino del PS e quindi la barella torna indisponibile. Altre segnalazioni lamentano l'assenza nell'area di servizi igienici adeguati alla pulizia quotidiana come bidet e docce e la difficoltà a raggiungere telefonicamente l'ufficio relazioni con il pubblico per i chiarimenti. Insomma, una situazione difficile. Una Ferrari puro sangue, una macchina da 400.000 euro, è stata sequestrata al valico del Gaggiolo. Subito i particolari nel servizio di Fabio Pellaco. Una Ferrari puro sangue di contrabbando in transito al valico di Gaggiolo. L'auto di lusso del valore di circa 400.000 euro è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza al confine con la Svizzera. Era trasportata su un carrello trainato da una vettura con targa del Regno Unito. La Ferrari è risultata non ancora immatricolata e per tentare di eludere i controlli le era stata apposta una targa svizzera associata a un altro veicolo. Come per qualsiasi altra merce, infatti, l'importazione in Italia avrebbe obbligato il pagamento di dazio e IVA. Il conducente del carrello, risultato essere un dipendente inglese dell'acquirente della Ferrari, è stato segnalato alla Procura di Varese e dovrà rispondere dei reati di falsità ideologica e di contrabbando aggravato. Avrebbe infatti evaso i diritti di confine per un importo pari a 138.000 euro. In caso di condanna dell'indagato, i beni sequestrati potranno essere confiscati e finire nel patrimonio dello Stato. Varese, strade rattoppate e dissestate. Il comune corre ripari, ecco il piano per sistemarle. Ce ne parla Barbara Zanetti con le immagini dell'agenzia Blitz. Buche nelle strade a causa del maltempo e asfalto rovinato dall'usura. Arriva un piano straordinario del comune di Varese con lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno in corso. I cantieri riguarderanno 20 km tra strade principali, secondarie e percorsi pedonali e 130.000 metri quadrati di nuovo asfalto è dunque in arrivo. Numerose le strade coinvolte nel progetto, si andrà e citiamo davvero a caso nel lungo elenco, da via Verdi, Copelli e Sant'Antonio, via Marcobi, via Bizzozero, via San Francesco d'Assisi, via Crispi, via Saffi, via Borghi, via Volchini, via San Vito, via Corridoni, via Campigli. Inoltre in questi giorni sono già partiti i lavori per completare la rete fognaria e la asfaltatura in via Tasso, la strada che collega via Gasparotto con Capolago, che dunque per un tratto è interrotta. Gallarate, Villa Bossi continua a essere in stato di abbandono, preda di vandali e occupanti abusivi. Il servizio di Elisa Ranzetta.
Di nuovo intrusi a Villa Bossi, la residenza Liberty di proprietà del comune di Gallarate, nella quale già qualche tempo fa si erano infilati occupanti abusivi. Stavolta chi si è introdotto nella villetta di Via Volta l'ha fatto senza timore di dare nell'occhio. È stata abbattuta una parte del muro di cinta ed è stata rotta una delle vetrate del bel finestrone che si affaccia sullo scalone. La modalità è la stessa utilizzata qualche anno fa, quando all'interno dei locali vennero individuate 3 persone che avevano cercato rifugio nell'edificio. La polizia locale è già stata allertata e dopo l'ennesimo danneggiamento il municipio si attende la perizia commissionata qualche tempo fa all'Agenzia delle Entrate per capire a quale prezzo si possa mettere all'asta la villa per salvarla dallo stato di abbandono in cui versa da quando non è più utilizzata. E ora la pagina politica. Le ultime elezioni amministrative hanno sancito la sconfitta del centrodestra in alcuni centri del Varesotto. Ascoltiamo le considerazioni del collega Angelo Perna. L'esito dei 2 ballottaggi di domenica e ieri conferma la tendenza consolidata in provincia di Varese per il centrodestra. Le sconfitte a Malnate e a Samarate mostrano che la coalizione qualcosa deve rivedere sia sul fronte dei singoli partiti, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, sia su quello della proposta unitaria. A Malnate la spaccatura tra alleati ha permesso al centro-sinistra di mantenere la guida dell'amministrazione. A Samarate addirittura il sindaco uscente leghista ha preso meno voti rispetto al primo turno. Queste sono sconfitte che si uniscono almeno ad altre 3 registrate 2 settimane fa e parimenti cocenti. Cardano al Campo, perduta dopo un mandato fallimentare, tanto che al centro-sinistra sono arrivati anche voti di chi di centro-sinistra non è. Sesto Calende, altro feudo perduto, e Besnate, dove si tentava la sfida ma il centrodestra si è spaccato in 2 liste fratricide. L'unica roccaforte è Tradate, regola divenuta eccezione. I problemi identitari della Lega, il mancato traino di Fratelli d'Italia, il traballante autorilancio di Forza Italia hanno avuto questa conseguenza. A Samarate anche l'intervento di Matteo Salvini in veste di capitano leghista chiamato a dare la scossa non ha dato esito, questa scossa non è arrivata. Quindi è inevitabile a questo punto che le segreterie provinciali aprano la fase dell'autocritica, perché sul territorio non si può campare di dati nazionali. E ieri sera a Solbiate-Olona il primo consiglio comunale con la nuova giunta. Ci ha raccontato Veronica De Rio, le immagini sono di Matteo Canevari. Anche un burbero imperturbabile e di poche parole si emoziona. È successo lunedì sera, 24 giugno, al neosindaco Lucio Ghioldi, che ha indossato la fascia tricolore con tutto l'orgoglio di chi ama il paese e ha iniziato il suo cammino indirizzando il pensiero al nonno antifascista scappato in Francia e al padre giocatore della Pro Patria, Paolino Ghioldi. Un sindaco col DNA antifascista, cattolico e appassionato di sport che incarna l'animo dei solbiatesi. Al suo primo discorso Ghioldi si è molto emozionato, tanto che ha dovuto cedere la parola al neo vice sindaco Simona Vittoriana Cassarà, che ha letto il discorso indirizzato alla cittadinanza e che ha ripercorso alcuni passaggi della storia personale, in particolare il nonno Mario, amante della libertà, che fu costretto per alcuni anni a riparare in Francia quando i fascisti di Castellanza lo volevano uccidere. Restiamo in tema di nuove giunte spostandoci sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, il servizio da Arona di Maurizio Roberto. Giuramento del neosindaco leghista Alberto Gusmeroli e dei suoi assessori ieri sera, lunedì, al Teatro San Carlo di Arona. La sala era abbastanza piena nonostante la concomitanza con la gara della nazionale italiana. Molte le donne in giunta: Marina Grassani vice sindaco, Monia Matta superassessore con 6 deleghe, Alessandra Marchesi e Monica D'Alessandro. Poi il giovane Davide Casazza, una giunta a completo traino leghista con alcuni componenti civici. È stato anche eletto il nuovo presidente del Consiglio, Antonio Furfaro, in passato in minoranza con Forza Italia. Battuto il candidato della minoranza Federico Monti, ex sindaco. La commissione di controllo avrà come componenti Federico Monti, Damiano Margaroli e Gianluca Bertini, che sarà il presidente. Nonostante le proteste di minoranza che chiedevano un rinvio alla norma di statuto, la maggioranza leghista ha approvato una serie di varianti di bilancio di circa 600.000 euro.
Ed ora uno sguardo ad alcuni dei temi che troverete sviluppati sulla Prealpina domani in edicola e in edizione digitale. La parola al caposervizio Antonio Triveri. Buonasera, sarà un'edizione particolarmente ricca quella della Prealpina in edicola domani. Ci occuperemo del caso della frontaliera che lavorava in Svizzera e percepiva il reddito di cittadinanza in Italia. Nel focus legalità parleremo di immobili, del decreto salva casa e del punto di vista dei costruttori. Politica, 2 pagine sul dopo elezioni a Malnate e a Samarate. Il centro-sinistra esulta mentre il centro-destra è costretto all'autocritica. Legnano conto alla rovescia per il rugby sound. Giovedì grande apertura con i Subsonica. Sport, tennis, spazio al castellanzese Mattia Bellucci, domani in campo nel secondo turno delle qualificazioni al torneo di Wimbledon sull'erba. Tutto questo e molto altro sulla Prealpina domani in edicola e in edizione digitale. E con questo è tutto, l'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna domani alle 19. Una buona serata a tutti.